obbligatoriamente una chiosa. Intanto davvero se si potesse andare via di qua, almeno fra i presenti, riconoscendoci reciprocamente il fatto che non ci sono quelli pro-life e quelli pro-death. Non credo che ci sia qualcuno che possa dire che è per la vita e altri che sono per la morte. Questo davvero dovrebbe essere messo fuori e sgombrare il campo da questa dicotomia agghiacciante. Capisco anche che il rappresentante, voglio stare davvero nei termini, di uno Stato estero teocratico abbia poca confidenza con quella che è l'impianto giurisdizionale della Repubblica Italiana. No, io sono la Corte, mi lasci. un cittadino italiano, per carità, e sono ho capito, anche laureato comunque, in giurisprudenza. No, ma nel senso, voglio dire, io l'apprezzo per tutto quello che lei ha detto. Mi permettevo di dire che non è un giudice, no. La sentenza della Corte di Cassazione non è un giudice, e comunque magari ci fosse un giudice a Berlino. Io dico, quello è, piaccia o non piaccia, nella vacatio normativa, quello è l'unico punto di riferimento serio che dovremmo avere i cittadini della Repubblica Italiana. E davvero, se ci si può ritrovare tutti insieme nel poter dire che dalla vicenda di Peppino Englaro gli veniva consigliato di risolvere questa cosa all'italiana. Ci sono diversi casi, non do i numeri perché poi ognuno potrebbe dare i suoi, poteva portarsela via, staccare, dare i 200 euro all'infermiera, lui ha scelto un'altra via, una via che per noi esemplare, dovrebbe essere rispettata da tutti e dirci che questo caso va, lo ripeto, va comunque normato. Benissimo, io ringrazio tutti quanti, siamo stati dentro i canoni della buona educazione, mi pare, vi ringrazio molto per questo, penso ne parleremo ancora, intanto buonasera a tutti.